Ciao, benvenuto. Nel video di oggi ti voglio parlare della cultura dell'andare in montagna. Buona visione. Con cultura di andare in montagna io intendo tutta quella serie di comportamenti, regole che sarebbe meglio tenere quando si va a fare un'escursione in montagna o in generale ci si muove nella natura. La cultura dell'andare in montagna secondo me si può riassumere in un'unica parola e questa parola è rispetto. Quando decidiamo di andare in natura, andare in montagna, fare attività outdoor, secondo me dobbiamo tenere sempre a mente che dobbiamo avere rispetto per la montagna e per la natura in generale, rispetto per le opere e le strutture presenti in montagna ed infine rispetto per chi in montagna ci vive, per chi lavora e il rispetto per tutti gli altri escursionisti come noi. Partendo dal rispetto per la montagna e per la natura in generale, ovviamente il primo pensiero quando si parla di rispetto della montagna va ai rifiuti, al non gettare rifiuti o se li troviamo raccoglierli. Questo mi sembra abbastanza ovvio, probabilmente non c'è nemmeno bisogno di dirlo, vero è che ripeterlo non fa mai male. Ad ogni modo il rispetto per la montagna e per la natura non è solo non gettare i rifiuti nel bosco, ma passa anche ad esempio per il rispetto della flora e della fauna, non raccogliere i fiori, evitare di calpestare i fiori, per cui camminare sui sentieri, soprattutto nelle zone naturali quali parchi regionali, parchi protetti, biotopi, evitare di uscire dai sentieri e andare a camminare nell'erba perché possiamo calpestare dei fiori, possiamo disturbare la fauna. Altro comportamento che mi dà abbastanza fastidio è quello di andare a incidere gli alberi, si vede ancora purtroppo da qualche parte alberi incisi con le iniziali oppure cartelli segnavia, a volte purtroppo anche del CAI, piantati o avvitati sugli alberi. Sono tutti comportamenti che possono causare dei danni alle piante e che denotano un poco rispetto della natura. Per quanto riguarda la componente fauna, evitare di, quando si cammina per sentieri, di urlare, ridere a voce alta, schiamazzi, fischiare, cioè fare confusione. Ci muoviamo nella natura, possiamo parlare, possiamo ridere e scherzare, ma farlo con un tono di voce normale. Questa è una cosa che dà fastidio sia alla fauna ma anche agli altri escursionisti. Personalmente a me dà un sacco fastidio quando c'è gente che urla e fa confusione. Poi sempre per quanto riguarda la fauna, non dar da mangiare agli animali, non avvicinarsi agli animali, evitare di causare un disturbo, ad esempio se vediamo la mamma coi piccoli, evitare di andare incontro agli animali, chi vola col drone, magari evitare di volarci troppo vicino. Sono tutta una serie di comportamenti che possono dar fastidio alla fauna e in determinati periodi dell'anno possono diventare estremamente gravosi, come ad esempio fine inverno, inizio primavera o quando ci sono i piccoli. Inoltre un aspetto fondamentale è quello di tenere il cane al guinzaglio. Questo è un argomento molto delicato, i padroni di cani tutti pensano di avere il cane più buono del mondo che non farà mai male a nessuno, però il cane è sempre una bestia, ha sempre degli istinti e potrebbe creare danno alla fauna selvatica, ma anche chiamiamola la fauna domestica. In montagna non sono presenti solo gli animali selvatici, abbiamo anche vacche, capre, pecore, tutti animali che possono essere spaventati da un cane che vedono comunque come un predatore e possono scappare, farsi male, avere problemi legati ai parti, non produrre latte e questi possono essere grossi disguidi per gli allevatori. Quindi rispettare la montagna e la natura passa anche attraverso questi comportamenti. Poi passando al rispetto per le opere e le strutture presenti in montagna, noi quando ci muoviamo in montagna camminiamo su strade, mulattiere, sentieri, queste sono tutte opere dell'uomo, c'è qualcuno che ha tracciato questi sentieri e che bene o male li mantiene, quindi dobbiamo avere rispetto del sentiero, per cui camminare stando attenti a non smuovere sassi, non rovinare eventuali canalette, fare attenzione sui ponticelli, non salire in 10 su un ponticello in legno che poi si sfonda, o anche ad esempio se camminiamo, vediamo dei rami, un sasso che intasa il sentiero, magari lo spostiamo, poi eventualmente se si trovano dei danni, dei problemi, segnalarlo o alle sezioni del CAI oppure al rifugio. Se si arriva in un rifugio gli si dice guarda il sentiero là è franato, far sapere com'è la situazione in modo che qualcuno possa andare a poi riparare.
Poi vabbè, altre opere sono i bivacchi, i rifugi, le casere, ma anche in questo caso la solita regola, cioè i rifiuti si portano a casa, attenzione a quando si fa il fuoco, lasciare sempre pulito, sempre in ordine, se si prende qualcosa magari lasciare qualcos'altro, la legna lasciarne sempre un po' già fatta, le classiche regole un po' del buon senso. Ultimo argomento del rispetto sulle opere e sulle strutture presenti in montagna, quello che si trova su una vetta, che sia una croce, che sia una rosa dei venti o un piccolo monumento. Mi è capitato spesso di arrivare su una cima e trovare ad esempio la croce, il monumento agghindato come se fosse un appendiabiti, quindi maglietta a stendere, bastoncini, zaini, un sacco di roba, tutta lì. Ecco, questa cosa è da evitare per almeno un paio di motivi. Uno, perché è comunque una mancanza di rispetto per chi ha pensato, ha messo lì e chi fa la manutenzione di questa croce, di questa rosa dei venti. E poi seconda cosa, perché io arrivo su una cima e voglio farmi una bella foto a fianco al monumento, e se inizi a averlo agghindato come un suc, forse non è il massimo della foto. Inoltre, anche se ti devi mangiare un panino, magari non farlo proprio sul monumento, ti sposti un po' più in là dove ti tiri fuori, puoi anche svuotarti lo zaino, però lascia la cima e il manufatto che indica la cima, lascialo libero, perché se arriva qualche altro escursionista deve poter anche lui fare la foto, appoggiarci il sassolino, suonare la campana senza che ci sia un sacco di roba sulla croce o quello che sia. Inoltre, anche secondo me, per come la penso io, una mancanza di rispetto è quella di arrampicarsi su questi manufatti, che siano croci o qualsiasi cosa. Secondo me è proprio una mancanza di rispetto, sia di rispetto per chi l'ha portato su e ci fa la manutenzione, ma anche una mancanza di rispetto per magari quello che rappresenta. Al di là della questione religiosa, può essere anche un semplice mucchietto di sassi, cioè non vedo perché ci sia la necessità di salirci sopra per farci una foto, per mostrarla agli amici, non lo so. Io sinceramente questo comportamento non lo capisco. Infine arriviamo al rispetto per chi in montagna ci vive, ci lavora e per chi la frequenta. È ovvio, ci muoviamo in natura, pensiamo che tutti i sentieri, i boschi siano di tutti. In realtà anche in montagna esiste la proprietà privata e spesso ci sono dei cartelli, delle recinzioni, e quindi se troviamo un cartello divieto di accesso a proprietà privata non ci entriamo, perché anche se siamo in mezzo nel nulla, nel bosco, magari c'è qualcuno che non ha piacere che si entri nel suo bosco. Un conto è, il bosco è demaniale, allora ok, ci posso passare. Se il bosco è di qualcuno, magari non ha piacere che ci passino le persone, rispettiamo la proprietà privata. Poi, rispetto per chi lavora in montagna. Come dicevo prima, il cane a guinzaglio non serve solo a evitare che il cane disturbi la fauna selvatica, serve anche a evitare che il cane vada a disturbare le vacche, le pecore, le capre e tutti quegli animali domestici che sono presenti in montagna. Cioè l'alpeggio esiste ancora, si è ridotto moltissimo rispetto a 50-60 anni fa, però esistono ancora persone che lavorano in questo modo. E se si azzoppa una pecora, una capra, una vacca è un grosso danno, per cui il cane è sempre al guinzaglio. Il rispetto per chi lavora in montagna passa anche nel non trattare male i rifugisti. Si legge ormai spesso gente che crede che un rifugio sia un ristorante o un albergo, dopo si lamenta su Facebook perché non c'era tanta scelta nel menù, hanno pagato troppo un caffè, per andare in bagno si paga. Il mestiere del rifugista è estremamente gravoso, ci sono pochi mesi all'anno, bisogna capitalizzare in quei mesi e la vita è difficile, per cui non può costare come in città. Quindi prima di saltare a conclusioni affrettate bisogna un attimo accendere il cervello e pensare bene e chiedersi il perché di certe cose. Infine il rispetto per chi frequenta la montagna come noi. Come noi siamo in montagna per divertirci, ci sono anche altre persone e dobbiamo prestare attenzione a quello che facciamo, perché determinati comportamenti nostri possono portare anche danno ad altre persone. Un esempio classico è se ci muoviamo su terreno ghiaioso o su ferrata, dobbiamo stare molto attenti a non far cadere dei sassi, perché potrebbero finire su altri escursionisti che potrebbero anche ferirsi, e questo vale un po' su tutti i terreni, anche su un sentiero normale. Insomma, sempre attenzione a non creare danno ad altre persone con le nostre azioni. Qui torniamo sempre ai cani, cani al guinzaglio, anche perché a non tutti piacciono i cani, ci possono essere delle persone che hanno paura dei cani, o
a cui i cani non piacciono, e quindi anche questa è una forma di rispetto verso gli altri escursionisti. Poi diciamo in questa categoria di rispetto faccio anche rientrare il fatto di salutare quando si va in montagna, quando si incrocia qualcuno. Mi rendo conto che in determinate zone d'Italia, in determinati mesi si passa più tempo a salutare che a altro, ma alle volte basta anche un semplice cenno con la mano, con la testa, non serve fermarsi e fare un discorso, però è un qualcosa che secondo me fa anche piacere, anche poi perché soprattutto i sentieri sono stretti, ci si passa uno a fianco all'altro, è anche brutto non salutarsi, quindi ripeto, non serve granché, ciao Mandy, dober dan, o semplicemente un cenno col capo, con la mano, è più che sufficiente. Bene, allora questa era una carrellata di consigli, comportamenti che diciamo dovremmo un po' tutti adottare quando andiamo in montagna. Io mi rendo conto che per i più esperti, quelli che vanno più spesso in montagna, ho detto un sacco di banalità, però quello che ho anche notato nella vita di tutti i giorni, anche magari in ambito lavorativo, è che spesso si danno per scontate tante cose che per noi sono scontate, ma poi magari quando si va a parlare con altre persone ti dicono ah beh, ma questa cosa non la sapevo. Quindi adesso mi rivolgo diciamo agli esperti di montagna. Quando vediamo, e mi tiro dentro anch'io in questo caso, quando vediamo qualche comportamento sbagliato, non saltiamo subito alle conclusioni e quindi magari partiamo in quarta con l'insulto facile verso chi si sta comportando magari in maniera sbagliata. Secondo me il primo approccio dovrebbe essere quello di provare a spiegare alla persona perché non dovrebbe fare una determinata cosa o perché è meglio comportarsi in un altro modo. Poi se questa persona non ci vuole ascoltare e continua a fare quello che vuole, vabbè, lì ci possiamo fare poco, ci sono i maleducati e quello non si può fare niente, però secondo me diciamo l'esperto di cultura montana come primo approccio dovrebbe cercare di spiegare a chi magari è un novizio come ci si comporta e cosa si dovrebbe fare. Poi ripeto, se la persona è maleducata c'è poco da fare, in quel caso un bel vaffa probabilmente è la soluzione migliore. Negli ultimi anni stiamo vedendo un'esplosione delle persone che si avvicinano all'attività all'aria aperta e poi soprattutto probabilmente col virus ovviamente anche quello è stato un motore, però sono già un po' di anni che la gente ha voglia di uscire e di praticare attività sull'outdoor. E ho notato questa cosa, su YouTube si trovano un sacco di video su come si prepara lo zaino, come ci si veste, come si prepara l'escursione, però in pochissimi parlano di come ci si comporta in montagna. Allora ci sono tutta la serie di comportamenti legati alla sicurezza in montagna e su quelli ci sono parecchi video, però sui comportamenti legati appunto a quella che io chiamo cultura della montagna ci sono davvero pochi video. C'è un bel video di Marika di My Life in Trek, magari te lo lascio sotto in descrizione, però ho trovato davvero poco altro e ripeto, secondo me cose che per molti sono banali, per altri non lo sono così tanto. Quindi spero con questo video di aver portato qualcosa di interessante e di nuovo. Fammi sapere sotto nei commenti cosa ne pensi, io come al solito ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!